questa è una cosa improvvisata, una cosa improvvisata fuori programma, ma 10 minuti amici, dobbiamo presentare un giovane appassionato del canto sardo, è un giovane che non è capiranese, è nato ad Orsi in provincia di Sassari, abita qui a Villassor, sposato a Ussana, suona la fisarmonica, ma la sua passione è cantare il sardo, cantare il canto logudorese. Ebbene, ha chiesto gentilmente se poteva partecipare anche lui alla rassegna. Bene, 10 minuti di tempo lo dedichiamo anche a lui. Vi canterà due bellissime voci di quel classico canto in re, che sarebbe la base del canto sardo, il re dei brani del canto sardo, intitolato Canto in re. Poi due canti a salnuarese e poi un muteto e una corsicana. 10 minuti di tempo e ve lo presento adesso. Bene, signore e signori, è un po' menzionato e da capire, vogliamo accoglierlo anche lui con un bel applauso a Gino Bianco. Accompagna Franca Pinna. La valletta Franca Pinna oggi in questo momento, ecco quanta l'asta. Buonasera. Ecco così. Vediamo un po' l'altezza. Così. L'accompagnano naturalmente alla chitarra Maurizio e la fisarmonica del Silvio. Allora, due voci del canto in re, due nuorese, un muteto e una musicale. Va bene. Ecco. Avremmo voluto fare di più, anche Franca Pinna voleva fare di più, anche lui voleva fare, però il tempo stringe, perché poi c'è nuovamente il gruppo Sabbiaggio, il gruppo di Sendoli, il gruppo di Oriena, Franca Pinna, nuovamente il gruppo. No, non va bene così. D'accordo, cerchiamo di stringere. Dai Gino, non essere emozionato, andiamo avanti, canto in re. Bell'applauso, così.